abbiamo un centinaio di imprese e di queste imprese ce ne sono molte che arrivano da altre regioni italiane, circa 10, ma anche da circa 10 paesi, soprattutto europei evidentemente, anche per la facilità dei passaggi di frontiera. Ma abbiamo anche tantissimi visitatori, quindi rispetto al 2019 penso che lo stiamo superando, quindi al periodo anti-Covid, ma noi siamo felicissimi perché la fiera non può essere virtuale, la fiera deve essere fatta in presenza e quindi stiamo veramente ripartendo, anzi siamo ripartiti, lo abbiamo visto con Agrimont, ma abbiamo visto anche con la Mighe, non parliamo di Arredamont l'anno passato, la fiera è rimasta sempre aperta e ha sempre lavorato proprio per permettere alle imprese e alla gente di vedersi, di parlarsi, di fare affari insieme. Questo è il nostro obiettivo e lo stiamo raggiungendo. Ma questo è per forza un punto di incontro. Abbiamo avuto l'inaugurazione, c'era la Regione, c'era il Parlamento nazionale, c'era un europarlamentare, abbiamo avuto una rappresentanza molto folta delle istituzioni. Questo è un punto di incontro fra tutto ciò che è istituzione pubblico a livello anche internazionale e ciò che è privato, cioè il mondo delle imprese, le associazioni di categoria che sono moltissime, sono soci di Longarone Fiere. Quindi questo è un grandissimo punto di incontro e fra l'altro anche se siamo a Longarone, più distanti dai centri tipo Milano, Verona, eccetera, noi in realtà qui raccogliamo tantissime persone che vengono proprio apposta, soprattutto su alcuni temi che sono quelli tipici della montagna. Una fiera piccola ma molto specializzata che per questo ha un grande futuro davanti a sé. Ma la gioventù per avvicinarsi al tiro deve avere molta passione, dopodiché ci vuole un piccolo investimento, ma non è che sia chissà che, è una cosa abbastanza abbordabile. Si comincia col piombo che è quello più difficile perché l'aria compressa ha delle vibrazioni anomale, quindi è molto più complicata anche se sembra una cosa da bambini. E poi si passa ai calibri superiori in base alle esigenze e le varie discipline che si vuole fare. Praticamente sono richiami da caccia, ognuno ha il suo richiamo specifico in base al salvatico che vogliamo cacciare. Il richiamo lo dice la parola stessa per attirare gli altri uccelli per poi poterli cacciare. Allora noi ci occupiamo del recupero degli animali feriti. Gli animali possono essere feriti nell'ambito della caccia ma anche da investimenti stradali e quindi siccome è un bene comune, un bene della società, sarebbe, possiamo dire, un disprezzo lasciarli marcire nei boschi e quindi cerchiamo di fare il possibile per recuperarli. Infatti dobbiamo sfatare un po' questo mito che il mondo dei cacciatori non siano ambientalisti e non tengano l'ambiente. Io penso che siano delle figure indispensabili per il territorio, per la loro salvaguardia e la loro tutela e quindi io li ringrazio la Fiera di Longarone soprattutto perché ha organizzato questo evento dopo 2 anni, un segno di ripartenza ma anche di grande partecipazione di pubblico come è testimoniata da questa giornata d'apertura. Saranno 3 giornate dove ci saranno incontri, riflessioni, momenti importanti di incontro del mondo della caccia ma anche della pesca, perché la pesca, sono convinto, è un grandissimo volano dal punto di vista turistico ed economico e noi abbiamo la fortuna di avere dei corsi d'acqua straordinari, bellissimi e dei luoghi dove poter accogliere appassionati da ovunque, da tutta Italia. Sì, io lo sottolineo sempre, c'è un'opinione pubblica male informata che deve invece riconoscere nei nostri cacciatori e nei nostri pescatori i primi cointeressati a che vi sia un ambiente che sia in armonia con l'uomo, con le sue attività, che vi sia una fauna selvatica, una fauna ittica che goda di buona salute e che vi sia appunto quel rapporto corretto di gestione e di custodia del territorio che vede una indispensabile collaborazione tra le istituzioni, l'uomo e il rapporto dell'uomo con l'ambiente. Noi questo lo facciamo grazie appunto alla profonda collaborazione che abbiamo con i nostri cacciatori e i nostri pescatori, parliamo di migliaia di persone in Veneto, 70.000 pescasportivi, 37.000 cacciatori che sono formati, che impegnano loro risorse per appunto fare corsi di formazione, per fare le reimmissioni della fauna selvatica nel territorio, per fare le immissioni della fauna ittica nei nostri corsi d'acqua e che garantiscono anche il contrasto al bracconaggio, il controllo e la gestione del territorio. Senza di loro tutto questo sarebbe impossibile, laddove non c'è l'uomo che fa da custode non abbiamo la naturalità del territorio, non abbiamo l'ambiente incontaminato, abbiamo solamente il degrado e l'abbandono. È chiaro che la caccia e gli ambientalisti magari hanno avuto momenti di conflittualità,
ma invece bisogna far sì che sia i cacciatori sia gli ambientalisti lavorino assieme per la difesa e la tutela del suolo, soprattutto in questa area montana, dove le difficoltà della montagna sono evidenti e dove, diciamo, specie anche che sono arrivate da poco, come il lupo, hanno messo in difficoltà i nostri allevatori. Per questo bisogna trovare una soluzione giusta per la risoluzione del problema, ma insieme si possono fare tante cose. La conservazione del territorio e del patrimonio faunistico è una condizione essenziale per la nostra esistenza come cacciatori. Come potete vedere in questa mostra abbiamo un patrimonio ricchissimo in provincia di Belluno, che non è casuale, ci è dato dal Padre Eterno per la bellezza e abbondanza dei nostri ecosistemi, ma ci è dato anche da una più oltre trentennale attività di conservazione. E la conservazione è la parola chiave, la razionale utilizzazione sia per la caccia, ma credo anche per i colleghi pescatori. Assolutamente sì, concordo col collega della caccia. Noi possiamo fare da sentinella, possiamo operare per quanto ci compete fino a un certo punto, ma quello per cui dobbiamo collaborare con le istituzioni è innanzitutto quello di mettere al centro l'ambiente, la naturalità dell'ambiente e il ritorno e la presenza della fauna, sia la fauna, diciamo così, cacciabile, sia la fauna ittica. Però questo ruolo ce lo siamo preso e ce lo siamo guadagnato nel corso degli anni, i cacciatori per quanto riguarda la loro parte, i pescatori per quanto riguarda la loro, con l'organizzazione e l'attività che abbiamo fatto sul territorio da oltre 30 anni. Insomma.